In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne abbiamo voluto fare questo incontro per fare delle riflessioni e parlarne per sensibilizzare su questo problema ad oggi insoluto, perché nel momento in cui noi continuiamo a parlare di parità di genere significa che il problema c'è, esiste. Allora quindi dobbiamo essere bravi a cercare di fare rete tutti i psicologi, i medici, assistenti sociali e quant'altri, di fare rete per poter cercare di trovare delle soluzioni a che si finisca che con questi maltrattamenti che arrivano anche agli omicidi. Oggi abbiamo un po' anticipato come Associazione Donne Medico di Agrigento la giornata mondiale contro la violenza di genere. Non serve solo un giorno per ricordare e per fare rumore, ma la nostra quotidianità. Tengo a precisare che oggi sarà un incontro multidisciplinare che non vede soltanto i medici in prima linea, abbiamo anche tutte le varie figure professionali che ogni giorno si occupano di questo problema. E quindi come Presidente Associazione Donne Medico mi è piaciuto convocare e riunire amici e amiche che parlassero di questo argomento, ognuno con la propria esperienza. Avremo anche invitato presenti dei bambini, dei lupetti di Palma, che nel loro piccolo hanno organizzato il loro modo e il significato di vedere la violenza di genere.